Le pareti sono del tutto piene di fossili ovunque, è pazzesco. Guardate, questi sono tutti fossili. Ma ora tornerò indietro perché in effetti prosegue veramente moltissimo. Non mi aspettavo fosse così lunga. Non riesco più a vedere i miei compagni d'avventura. Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Siamo tornati nel Vaio del Paradiso a Grezzana, in provincia di Verona, per esplorare un'altra nuova per noi galleria di lignite. Da queste miniere fino alla seconda guerra mondiale, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento principalmente, si estraeva carbon fossile. Eccoci arrivati all'entrata. Come spesso accade nelle gallerie troviamo anche qui numerose tracce di animali. Queste sembrerebbero tracce di cinghiale. Guardate che umidità che c'è in questa galleria. Si vede proprio una leggera nebbiolina. Dato il primo approccio di questa galleria? Male. Perché? Perché c'era tutto il fango. Dai, però avventuroso, vediamo come sei conciata. Oh là, finalmente stai facendo la speleologia, quella giusta. Questa è speleologia, vero? No. Come no? Questa miniera si chiama miniera Duca d'Aosta. Fu scavata principalmente durante le due guerre mondiali. Sono scavate all'interno dei calcari grigi dell'Ias, che risalgono a circa 180 milioni di anni fa, quindi al Giurassico. La particolarità di queste miniere è proprio questa fantastica lignite, un carbon fossile che si è mantenuto particolarmente originale, si è fossilizzato davvero molto bene. E qui appunto troviamo ogni tanto qualche traccia di antichi alberi di questa era ormai passata da un bel po', guardate. Quello che vediamo qui è un piccolo rametto, guardate, carbonificato. Ma in realtà, se osserviamo lo strato vero e proprio, che qui purtroppo è molto lontano, possiamo osservare la vera e propria lignite, quindi alberi fossilizzati, carbonificati e rimasti intrappolati in questi strati marini di un tempo. Che avremmo trovato qui 180 milioni di anni fa sarebbe stato un ambiente lagunare sostanzialmente, quindi non mare aperto, ma un ambiente che veniva invaso dall'acqua principalmente durante grosse mareggiate. Gli alberi a terra venivano ricoperti dal fango, dai detriti che arrivavano appunto dal mare e dalla Tetide,
e rimanevano intrappolati nel sottosuolo, fossilizzandosi e carbonificandosi, proprio come vediamo ora in questo carbone. Ecco qui un altro pezzo di albero, letteralmente. Purtroppo questa galleria è piuttosto stretta, bisogna avanzare a gattoni, non si riesce a stare in piedi, quindi pensate ai minatori che lavoravano qui dentro e facevano turni anche di 10-12 ore al giorno, se non di più. Qui possiamo vedere un altro strato di ciò che rimane di questi antichi alberi. Ok. Qui si vedono delle tracce di conchiglie, guardate. Queste bianche sono i resti di conchiglie bivalve, ma guardate questo spazio alto, guardate, poco più di una spanna, sarà alto al massimo 30 o 40 centimetri nei punti più alti, e là in fondo lo strato di carbon fossile, quindi significa che i minatori strisciavano dentro questa strettissima fessura per raggiungere e rincorrere lo strato di lignite. Davvero incredibile che riuscissero a scavare in queste strettoie, incredibile veramente. Ragazzi, qui dobbiamo lasciare gli zaini perché la parte che andiamo ora ad esplorare è piuttosto stretta. Siamo arrivati in una tratta che, anche se non sembra, è quasi impercorribile. C'è quasi mezzo metro di fango e non si riesce ad avanzare. Davvero molto difficile. Ora ritenteremo, ma la vedo dura perché questa tratta anche prosegue per un bel po' e proveremo magari a stare su un fianco. La vedo dura. Allora ragazzi, sto provando ad avanzare in solitaria perché la piccola Anastasia su questo fango fatica decisamente ad avanzare. La roccia qui cambia colore ed è letteralmente fatta di fossili. A questo punto la galleria è decisamente molto grande. Guardate quante conchiglie. Queste pareti sono fatte letteralmente di fossili. Tutto il bianco è dovuto ai fossili di conchiglie. Là si vede bene lo strato nero di carbon fossile. Bene ragazzi, sono avanzato
da solo per un centinaio di metri. La galleria qui cambia abbastanza, abbiamo il carbone molto vicino alla via principale, quindi non sui fronti laterali. Le pareti sono del tutto piene di fossili ovunque, è pazzesco. Guardate, questi sono tutti fossili. Ma ora tornerò indietro perché in effetti prosegue veramente moltissimo, non mi aspettavo fosse così lunga. Non riesco più a vedere i miei compagni d'avventura. Ho trovato un punto in cui la lignite è davvero di ottima qualità. Eccola, eccola qua. Anche questa avventura è terminata, ci vediamo nella prossima esplorazione. Ciao!